Siamo partiti da quello che è stata un'ingiustizia storica del nostro paese, cioè il fatto di concedere l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Tito, proprio partendo da quella che è la contraddizione, cioè da un lato abbiamo il giorno del ricordo che va a onorare la memoria di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo, e dall'altro abbiamo il carnefice che ha creato questa tragedia, che è insignito della maggiore onorificenza della Repubblica Italiana. Così Alberto Villanova, presidente leghista della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, in merito all'accordo siglato questa mattina a nome dell'intera Assemblea con l'Unione degli Istriani. Io credo che accordi locali nei territori siano fondamentali. Una delle nostre finalità come Unione degli Istriani è proprio questo, quindi trasmettere ai giovani la storia del confine orientale. È il primo accordo sottoscritto fra l'Unione e una regione italiana, dove sono già operative iniziative del genere con altre città del nostro paese. L'accordo di fatto agevolerà per gli studenti delle scuole venete la visita ai luoghi della nostra città collegati alla storia non necessariamente recente delle nostre terre. Un documento che consente l'istituzionalizzazione di viaggi per le scuole di ogni ordine e grado della regione Veneto a Trieste, per far conoscere agli studenti e agli insegnanti naturalmente, ma agli studenti la storia di queste terre, la storia del confine orientale in un arco di tempo molto più ampio. L'accordo è stato sottolineato con soddisfazione dai rappresentanti della Regione Veneto, oggi in città anche per visitare e rendere omaggio ai luoghi delle foibe e dell'esodo. Per certi aspetti, non senza una certa ironia da parte del presidente Lakota, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale Veneto, segno che altrove è meno impervio guardare con uno spirito più pacificato alle tragedie collegate alla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo trovato l'unanimità in Consiglio proprio a dimostrare che questo riguarda una memoria condivisa della nostra comunità, e adesso oggi siamo felici di essere qui con una delegazione di consiglieri regionali per dimostrare la vicinanza della Regione Veneto con l'Unione degli Istriani, con la sua missione. Secondo il presidente dell'Unione degli Istriani, i primi frutti dell'accordo potrebbero concretizzarsi già fra qualche settimana con l'arrivo delle prime scolaresche.